La lettera del Ministero? Un'assurdità burocratica, così il presidente Zaia ha commentato il documento inviato da Roma all'amministrazione comunale di Bassano, in cui si suggerisce, lo ricorderete, di vagliare altri progetti per la sistemazione del Ponte Vecchio. Sì, avete capito bene, vagliare altre ipotesi progettuali adesso che i lavori stanno per cominciare. Solo in Italia accade ciò, un suggerimento che, come riportato nei nostri TG della settimana scorsa, il comune intende ignorare completamente, visto che proprio da Roma sono arrivate tutte le autorizzazioni necessarie a dare il via alle opere di sistemazione del grande malato, lavori per un impegno di spesa importante che ha visto impegnata in prima linea la Regione Veneto, e il governatore Zaia è irremovibile. Io penso che sia assolutamente necessario fare questo intervento. Ci siamo battuti tanto per avere risorse, per metterci risorse ce le abbiamo messe anche noi come Regione del Veneto. È un monumento che ha valore internazionale, punto e basta, non c'è altro da aggiungere, e il ponte di Bassano deve essere restaurato.